Sesta corsa, una prova per cavalli di 3 anni vincitori da 1.500 a 5.000 euro in carriera. Sono ben 11 i partecipanti, con favorito Eugenio RL, molto giocato, numero 6 dello schieramento, Manuel Pistone per Alessandro Gocciadoro e Ornella Calzavara. È il cavallo più seguito, con quota in netta discesa. Sale la quota del favorito in apertura invece Mbayador, con il numero 2, allievo di Roberto Vecchione e del team Elert. Questi due più attesi, poi Emiro Jet e Lisandro, gli altri soggetti sicuramente attenzionati, così come Evanti Spritz. La macchina inizia a muoversi, cavalli che vanno a raccogliersi dietro le ali dell'autostart, il campo dei partenti: 1 Emiro Jet Lorenzo Baldi, 2 Mbayador Roberto Vecchione, 3 Ed Sheeran R Edoardo Baldi, 4 Evita Trio Francesco Tufano, 5 Ex Mur dei Greppi VP dell'Annunziata, 6 Eugenio RL Manuel Pistoni, in seconda fila 7 Elixir Maurizio Visco, 8 Evanti Spritz Carmine Piscuoglio, 9 Eva Chi Antonio Greppi, 10 Extra GSO Natale Cintura, 11 Elisandro Claudio Monte. Autostart che prende velocità, entra in retta e si parte con l'errore di Emiro Jet e lotta per il comando con Evita Trio che prende la testa nei confronti di Ed numero Sheeran 1 R. Emiro Jet Poi all'esterno squalificato. subito Exmoor dei Greppi che sbaglia, rimane così di fuori Eugenio RL che dovrà numero decidere se 5 parcheggiare o Exmoor dei presentarsi. Greppi Si presenta in squalificato. avanti su Evita Trio dopo 200 metri in 14,9. Va all'attacco Eugenio RL che trova la condiscendenza di Evita Trio e passa a condurre dopo 350 metri. Il quarto se ne va in 33 con Eugenio RL in vantaggio, Evita Trio in seconda posizione avanti ad Ed Sheeran R, mentre di fuori c'è Extra GSO che si porta in scia Elisandro, poi ancora Evanti Spritz. I 600 di Eugenio RL se ne vanno in 46,2. Eugenio a condurre al passaggio davanti alle tribune nei confronti di Evita Trio, Extra GSO allo scoperto, mentre in seconda pariglia c'è Elisandro che precede Evanti Spritz, va a fare la quarta pariglia esterna Mbayador. 1-1-4 per i primi 800 metri di corsa. Eugenio RL è sempre in vantaggio, di fuori Extra GSO, Evita Trio lungo lo steccato quando siamo al chilometro che se ne va in 1.16,8 con una frazione in 15,4 per la curva di destra. Cerca di muoversi in mezzo alla pista Evanti Spritz che sposta dalla terza pariglia e risale in terza corsia, allunga Eugenio RL che mette in grave difficoltà quelli all'esterno, in particolare Extra GSO. Eugenio che scappa da Evita Trio che prova a mantenersi seconda, poi ancora in mezzo alla pista Evanti Spritz che cerca una difficile risalita, la piegata conclusiva passata in 14,9 da Eugenio RL che se n'è andato dalla compagnia. Eugenio RL che nel finale domina il campo facilmente. Manuel Pistone interprete per Alessandro Gocciadoro i colori di Ornella Calzavara, il primo successo in carriera alla seconda uscita per il training di Alessandro Gocciadoro. 1.15,3 il ragguaglio cronometrico di Eugenio RL, facile in percorso di testa, lo rivediamo nel finale, stagliarsi nettamente sui rivali. Evita Trio fa ancora suo il secondo posto dopo aver mandato via il rivale. Al terzo posto invece in mezzo alla pista c'è Evanti Spritz che tiene bada a Mbayador.